tende ad allargare di Rial con Deo di Gallura arroccato allo steccato che cerca la progressione definitiva con all'esterno l'attacco di Dea de Gallura e Deo di Gallura in lotta, i 100 conclusivi con Dea di Gallura all'esterno, all'interno ci prova ancora Deo di Gallura, testa a testa fra i due ed è Deo di Gallura che risolve su Dea di Gallura al tempo. Come cambia questa per il parco? A posto. Alberto Bianchina porta il successo Deo di Gallura, un bel duello con Dea di Gallura, insomma, vinto bene. Bene, già sì, poteva anche vincere meglio. Il Turano mi stava girando quasi fermato, quindi riparto da fermo. Poi si è visto che lottava, si è un attimino fermato. Come se la fosse a destra è ripartito e ha lottato alla grande, ha vinto bene. Dai. Un cavallo che sembra in progresso. Secondo me sì, molto bene. Bene, terza vittoria stagionale, complimenti a Alberto e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Pasquale Cano, un primo e secondo posto con Deo e Dea, insomma una bella lotta in famiglia, se così si può dire, tra allevamento e preparazione, intendo quello. Bene, dai. Sì, siamo contenti. Questo è un cavallo che stimavo tanto perché a casa lavora bene, però ha un po' di carattere, quindi poi quando viene a correre non si esprime, non è mai riuscito a esprimersi al massimo. Oggi abbiamo provato ad andare in testa proprio per forzare e vedere un po' se si riusciva a portarla a casa. E con un po' di fatica siamo riusciti, insomma, dai. Senti, l'ausilio dei parauchi australiani gli ha portato beneficio. Sì, sicuramente, le avevamo già provate l'ultima volta, la penultima volta e aveva corso meglio, però anche lì ha corso sempre sui primi, poi una volta che i cavalli le richiedono di impegnarsi di più lui non si impegna e quindi regredisce. Oggi andando in testa ha sfruttato meglio la tattica, insomma. Secondo te sono in divenire questi cavalli che hai tu oppure insomma c'è da attendersi qualcosa in più? Ma me lo auguro perché il padre, il pedigree è un cavallo tardivo, aveva debuttato a 4 anni, poi vince 5-6 gruppi 1, non riesco al Mauri, quindi sicuramente un cavallo di distanza e tardivo. Speriamo in un ulteriore miglioramento. L'augurio è questo, Pasquale, a te, a tutta la scuderia, ai proprietari, all'allevamento e in bocca al lupo per il futuro. Crepi, grazie.